5 eventi in Liguria, da Ponente a Levante. Weekend di sport a Genova con il 19° trofeo di nuoto a ragno, in programma ai Delfini di Pra da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. 30 società e 907 atleti per un appuntamento che è diventato punto di riferimento del nuoto a livello nazionale. Al Castello di Rio Maggiore torna Castello di Parole, la rassegna che richiama scrittori, autori, giornalisti e comunicatori del panorama culturale italiano e internazionale. Il primo appuntamento per il 2026 sarà sabato 24 gennaio alle 17:30. È sempre tempo di cimenti in Liguria. Domenica 25 gennaio per gli appassionati dei bagni d'inverno e delle sfide, appuntamento in piazza Odicini a Voltri per tuffarsi tra le onde del Mar Ligure. Chiavari ospita Replay, il vizio dell'errore, la mostra collettiva di arte contemporanea in Liguria. Appuntamento sabato 24 gennaio alle 17:30 per il vernissage, poi la mostra sarà visitabile dal 25 gennaio al 7 febbraio alla Galleria Gianfrancesco Grasso. Ultimo weekend per visitare il famoso presepe meccanizzato di Campo Ligure. Avete tempo fino a domenica 25 gennaio per ammirare le statuine in movimento nell'oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco. Questi erano i 5 principali eventi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.